viene qui in talocad da polse di Cugnes. E su di esempio c'è la Cugnes. La Cugnes è la lecaia che c'è in chiesa. E la polse, a chi venivano i morti che io portavano giù da Fielis, io portavo in Taplev. E questa qui si usava. Non si può dire così all'ombra di un campanile, ma da Urdes Mespalis si chiama la Plev Cattedrale di San Pieri di Chiarnie. L'ispirazione di inviare il centro ecumenico de Polse è nasciuta proprio a San Pieri. Ecco, quando una sera ieri è venuto su a Viodi il Cil e a Viodi la Bielecce di Chistismons. E lei mi è venuta l'ispirazione di poter creare ogni de plev Glesi e Mari di San Pieri un luogo dove si potesse sviluppare l'accoglienza, la cultura e la spiritualità. Ognuno calchiale la Bielecce dal Cil, des Mons, des Rosis e dall'ambiente arriva a capire che in qualche maniera qualcuno ha la mitut in vore tutte queste realtà. E allora in quel senso lì, ecco, la spiritualità io la intendo come un scuviergi attraverso gli plantis, attraverso l'osservatorio astronomico, attraverso il studio, attraverso le attività e i sviluppi che ho portato in antiche centro ecumenico che si chiama la Polse, proprio perché vuol dire fermarsi e polsare e quindi mettersi un momento in silenzio a chialare la Bielecce dal Cil, Soredut d'Ignot e la Bielecce dal Creat via Paldì. Noi abbiamo voluto creare qui un centro dove si di la int non predis o suoris o religiosi, ma proprio per il popolo. E quindi noi abbiamo sottolineato in FS tutto il centro, abbiamo portato in davanti ai likes. In questi teams, ecco le biel viodi che la int che ha sentimento e passione dal biele des rubis bielis, si mette in vore chi in questi anni sono venuti centenari e migliaia di volontari, perché qui è un centro che al ventigno su, ecco, dal volontariato, dal nostri Friuli e delle regioni italiane che vengono qui. Il colchico c'è già sflorit, Angela? Il colchico, la florit è sflorit. Il colchico, ecco, è prima, la fase in tut prima. E qui è il veratro, che è biel, lui è restato biel. Sì, biel. Chi sinta l'orto botanico, che fa parte di questa fondazione. Noi volontari, e facevi un corso di fitoterapia a Udin col professor Danelutto, che è un luminar veramente, e studiavi le piante. Allora, d'invieri stevi dentro in aula e non spiegava che lati. Primavera escivin, e levin a fare le passeggiate e chiappavano su, ognuno di noi aveva una pianta da chiappare su, in tema comunque. Un'anna era le piante alimentari, un'anna erano le piante per il sistema nervoso e via avanti. E in tema chiappavano su la pianta e ognuno di noi aveva di fare una scheduta con che pianta essi che la studiavi, no? Gli alpini di Bergamo hanno fatto tutte smuruzza secca qui. E allora vi portato su queste piante e il professor Danelutto ha fatto la struttura giusta, cioè ha fatto una roba scientifica e didattica. Vuoi che ci odesse? Sono 4 terrazze qui. 1, 2, 3 e 4. Da prima sono messe le piante alimentari, che si mangia, ma subito dopo qui si impita prima sono che velenose, perché tan viaz si samen le buine e le tristes. E infatti, per fare un esempio, di là a là viene la caccia, che fa un bel grappolo bianco, e qui viene il salegno, il maggio ciondolo, che fa un bel grappolo in che lui giallo. Se non che, se tu fai panata e fritta che è, tutto va bene e tu ti sostenti. Tu fai che sta qui e tu vai con Dio. Allora, Alba, che sta qui, è un po' sbagliato, ma tenillo da conto. Perché che sta qui è il melilotto e è nasciuto in tale forma.
Epatoria cannabina. Tigni lo racconto che sta qui, no, come magari quando è più tardi, che alla fine di florire, lo torni a mettere là. Perché queste razze si vengono tutte le piante che curano gli apparati del corpo umano, sicché il cuore, la circolazione, il reumatismo, il cuoio capelluto, diciamo così, e via avanti. E dopo vengono anche le protette. Le protette che sono, non so, la stella alpina, il giglio di San Giovanni, e viene la vulfenia che è una pianta dell'era glaciale che si trova ormai solo sul Pramollo e sull'Himalaya. Una nostra amiga che sta a Chiusaforte e l'ha dalla chiappata su e la mettuta qui e noi vendendo vivi perché è usata vive lassù. Invece ha vissuto e ogni anno è florida, forse che sta che il tempo non l'ha voluto. Oh, il ricino! C'è bello, il ricino, guarda, bisogna farlo, eh? Sì. È bello. L'ho visto semenata, Alba, il ricino. L'orto allora si vierci il 15 di maio e si lusciera il 15 settembre, ma noi siamo generosi, abbiamo qualche dunque anche qui dopo, no? E purtroppo sì, si impartiscono in tanti e si lasciano davanti besoi. Duce che podin fare, facin, e che vi potuto fare. Però come veramente si un po' all'osso, si tutti vecchiuzzi. Vi buona volontà, tanto che tu vuoi, però non conventaresti qualchedun che non viene a aiutare a fare erba, aiutare a le piante, perché qualche pianta la riplantin tolin la da montagna, dall'alto, no? Perciò bisogna avere in giovine che va a togliere e fa. E viene il permesso, no, per chiappare su le piante protette, abbiamo il permesso. E hanno vorresti in giovine per aiutarci e un direttore scientifico anche a noi. Io ti appino a mani aperte, sì. Questa qui è una farmacia a cielo aperto. E perciò qui sono tutte queste piante che i nostri vecchi se le sdopravano per curarsi, per mangiare. E come bisogna tramandare i giovani questa roba qui, perché morti no, morduta, allora i giovani hanno da imparare. Se vengono i giovani, noi insegniamo volentieri. Ecco qua, io ti ho passato un po' di piante di che vanno messe dal Mac di San Giovanni. Quando è il 24 di giugno, avviene una rasata magica che acchiappa tutte le piante. E le piante sono buone per tutto l'anno, per tenerci da conto te, in buona salute, e tenere lontane le strie, i diaui e tutti gli spiriti tristi. Allora, qualche pianta è particolare e noi la schiappiamo su, in che di San Giovanni, e facciamo un bel mac e la sportiamo a benedì. Dopo che smac, al resto picchiato devor la porta di chiesa o devor la porta da stalla, appunto per tenere fuori tutti i malans. Noi siamo in tal laboratorio dell'orto botanico. Qui vin, per esempio, tutti questi bei erbari qui, che noi durante i 30 anni che siamo qui, diciamo, io vi faccio. E sono bellissimi perché è una roba che resta. La pianta nell'orto, amore a una certa ora, però qui resta sempre, tu la puoi mostrare con chi tu svoglia. Per fare l'erbari bisogna chiappare su la pianta che siete a vonda sutta, che non siete bagnata. Io la metto qui, questa qui è una pressa fatta proprio artigianalmente. Mi ha fatta un mio amico, collega dell'orto botanico. Allora questa qui è chiappata su una menta e la metto qui sul giornale. E c'è faccio, ad essere secchiata questa pianta, però a non essere rovinata. Allora la metto ben, la vierge ben così, che siete biela, in mezz'ora
un grum di giornali così, e l'ha presi. L'ha presi denti benon. Presi bene e la lasci ahí una dì interia e la nottentia. Domani torni a Java Fordut, e la cambi di giornale, perché è lasciata un po' umida, no? La cambi di giornale e torni a pressarla così finché è biela secchia che viene così. Resta biela verda e è pronta per fare l'erbari. Allora, come si faccio un po' di erbarios che vi fanno nota al tempo. E sono erbarios a vonda semplici, però in vin tanti, hanno tante piante fatte ad erbario. E come ti dicevi, sono importanti. Dio, non sono erbarios elaborati come che tu chiate stai grandi musei, però hanno la loro importanza perché, ad esempio, questa qui ha 25 anni, è mobiel, fresca, con la sua biela etichetta, che ti dice tutto da planta, c'è mucca era e c'è mucca i cumò. La biblioteca e l'archivio del museo di Tumic vengono tanti appunto archivios da provenire dal territorio da Chiarnie, tra cui è l'archivio Morassi, da cui vengono i nesti erbari che vengono esponuti all'interno del museo. Anche questi erbari all'era appunto dai cramars. Infatti all'interno appunto del libro è proprio citato che apparteneva a un cramar e poi di conseguenza anche al figlio. Questo ci fa capire quindi l'importanza anche di questi uomini che partivano, emigravano, andavano appunto in diversi paesi, dall'Austria, dalla Germania, dall'Ungheria, per vendere spezie, stoffe, medicinali e quindi queste persone avevano anche una certa ricchezza per poter permettersi di acquistare un erbario come questo. Questo erbario si chiama il Garten der Gesundheit, cioè il giardino della salute, e è il primo erbario che è stato scritto in lingue tedesche. È stato stampato ad Augsburg nel 5 giugno del 1486, però al farci riferimento ad un modello, a un libro, quindi, che invece risale al 1485, stampato a Magonza. All'interno il testo è suddividuto in 2 colonne e in caratteri gotici e dentro appunto sono tante xilografie appunto da plantes e però ci attinge anche qualche animale rappresentato. Ciò che caratterizza di Gin è rint particolare, originale, il nesti erbari rispetto a tante copie di questo giardino della salute che hanno attorno, è che i disegni praticamente das plantes sono sì stampati, ma dopo sono pitturati dentro due mani. E questo in qualche modo ha rint il nesti erbari poi particolare, poi originale rispetto a tanti altri. Dentro di questo libro poi sono diverse citazioni di testi antichi, però il biela è che tal nesti sono indicate anche qualche annotazione che si riguarda in qualche modo la tradizione popolare locale. Questo libro qui, non come lo iodin d'UTBL all'interno appunto di queste vetrine, che noi abbiamo fatto in occasione appunto del mese di giugno, quando a Tomier c'era la manifestazione Le Vie dei Libri, perché prima di tutto è stata restaurata qualche anno fa dal Centro di Studi e Restauro di Gorizia e che pensiamo prima o poi anche di fare un incontro per spiegare le varie fasi del restauro, ma perché intorno al periodo del mese di gennaio-febbraio si è stata contattata una studiosa, Eleonora Matarese,
che sta analizzando e studiando un codice che in qualche maniera è un tic misterioso, che è il codice Voynich, che è conservato in America, e che ieri appunto ha voluto venire qui da noi ed analizzare i nostri erbari, perché secondo me cassetti in qualche affinità. Appunto prima di tutto ad esempio talenghe, ieri appunto sta analizzando che testi in America, ritenendo che siete scritti in un dialetto appunto alto tedesco che in qualche maniera può ricordare il Timavese, che il Cassitabà è appunto proprio a Timau. E perché poi è proprio una dicitura in una pagina che può ricordare il But, cioè il flum che scorre appunto in queste vallate. Dopo sono appunto affinità con certe annotazioni glosse che sono all'interno del nesti. Anche dal nesti erbari, ma anche in quel che è conservato in America, e viene dalle raffigurazioni che riguardano le cassette che i cramars utilizzavano per portare le spezie e che noi qui proprio in museo i vin. Dopo ad esempio da parte dall'erbario in America, dove sono femmine legate alle terme, riguardano in qualche maniera l'affresco che noi abbiamo esponuto qui dal porto dal museo. Quindi noi praticamente speriamo che queste analisi che sta facendo la dottoressa Mattarese confrontandosi con il nesti erbari può riportare a una grande scoperta e a risolvere questo mistero appunto del codice Voynich. Questi libri sono stati scoperti e anche valorizzati da un studioso e ricercatore da questi territori, che è Domenico Molfetta, che è stato un consigliere, presidente anche di questo museo, e lui veramente è anche un studioso e un ricercatore di erbes. E appunto anche questi libri rappresentano una testimonianza importante che è la cultura delle erbes in Chiarnie. Questa è una cultura che in qualche modo continua anche come e voi come voi, appunto, proprio il fatto anche di curarsi con le erbes in qualche maniera sta tornando in qualche modo di moda. E però dobbiamo appunto capire che risale da secoli e secoli e secoli da ora. La tradizione erboristica comunque in Chiarnie è importante. Ricordiamo che anche il nostro fondatore di questo museo, Michele Gortani, insieme a suo pari, ha realizzato un importante erbario che è conservato al Museo di Storia Naturale di Udine. Questo ci fa capire che siamo in un territorio dove la natura appunto è la protagonista principale e tante volte natura e culture possono unirsi insieme e portare a grandi risultati. Che spettacolo, Marimè! Ma non chi singa qui? È Chiesa Marzona, dicono. E spero vivamente che tutti che entrano qui dentro restino stupiti come che sei stato io. È una storia importante per Vergegnes, è una storia importante per il Friuli. Perché chi si innamora della propria terra quando si va all'estero diventa un piacere tornare a casa, tornare a sentire, a lavorare in Furlan, a tornare a vivere là che si è vissuto. Perché Gidio, il periodo estivo, veniva sempre a Vergegnes a fare le ferie. E l'ha vissuto con i giovani di Vergegnes come se fossero i suoi amici di sempre. Lui l'ha vissuto Vergegnes forse più intensamente di noi. E quando è tornata, di ti torni e vuoi lasciare di noi in questa terra qui. Se vuoi dire lasciare di te, vuol dire
recuperare le chiese. La chiesa del nonno, perché l'ha ristrutturata, fin quando non è arrivata a acquistarla e a ristrutturarla non è stato contento. E è uno degli più bei e riconosciuti di questa pietra qui. Ma dopodiché, di c'è che voleva lasciare qui? La sua passione per l'arte contemporanea. L'ha attaccata in età giovanile a collezionare. E dopo ha voluto un momentino lasciare il prato d'arte come testimonianza di questa sua passione a Vergegnes. È stata una roba devastante, incomprensibile e contemporaneamente c'è tanto educativa. Ma sappiamo che comunque la cultura è di seguirla, approfondirla, curarla e dopo con che si innamori non si la pierde più. Quello che vive poi dogna di me e che sensate la piacere anche di amatorialmente di lavorare al prato d'arte, è per esempio Ugo Pittino, perché Ugo fa da guida per il piacere di farlo. Allora questo vuol dire che il sociale si sta muovendo in maniera importante verso questo prato d'arte che è per noi un gioiello. Io dico bien il posto che viene qui. È il prato d'arte di Egidio Marzona. In un contesto artistico, in cui hanno opere di arte concettuale, minimalismo e land art. Fatte da grandi artisti di fama internazionale, anche mondiale. Loro vengono qui, aiutano l'ambiente e dopo costruiscono l'opera. A stretto contatto con queste opere è la campagna che io ho detto qui, la campagna coltivata, dove hanno melars, uaries, orz e anche il bosco. E questo fa un po' da integratore, di reddito per chi sta qui. Allora, le opere d'arte che sono qui, sono insieme alla campagna, entrano in connessione con la campagna. Perché il cambiamento della luce e delle stagioni lavora sull'arte. D'estate qui è un sorelle, è un verde esplosivo, quasi accecante. Qui hanno tanti visitatori che vengono da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. E hanno anche tanti italiani. Italiani, quando arrivano qui, restano sbalorditi per le opere d'arte, ma soprattutto anche per l'ambiente. Loro hanno detto che un ambiente così non lo hanno chiamato di nessuna banda, curato, ma anche il verde che è qui attorno. E dopo sono nate robe che si integrano in tal prato. I frutti. I frutti qui sono numerosi e vogliono bene al prato, vogliono bene alle opere, alle stegne nette. I frutti dopo anche alla fantasia, perché hanno voluto dare un nome alle opere. Per esempio, l'opera di Vincent Perarot chiama La stanza bianca che si illumina di notte. Grazie proprio a queste opere, al prato e alla natura che vi dogna, stanno un gruppo insieme. Loro non stanno con i telefonini, non hanno nulla, non hanno la televisione, stanno qui tutti i giorni da binore fin sera. Ecco, i frutti qui vivono un'altra vita. Vivono una vita che quando è finita l'estate, vanno via quasi va da questo.
E sin ad Impece, in Tetiarnie, dal Friul, dall'orto botanico esperienziale dalla località La Milie. Chi si infortunas perché che vin tre tipi di bosco. Hai la faggeta, hai il bosco misto e dopo io hai il bosco di rival. Avevano accettato un'evore di visitatori proprio per viodi una roba un po' particolare, un bosco di gnotte. Un bosco che è illuminato con tanti colori, con tanti luce, colorati. È un territorio di 5 ettari, più o meno. E il percorso è un percorso ad anello. In questo percorso tu puoi vedere 2 o 3 i boschi che di solito non sono così donge. Noi siamo fortunati perché io vin proprio te donge. Noi facciamo attività sia diurni che notturni, però che notturne è che nos vengono richiedute di più perché è proprio un lavoro originale, infatti siamo il primo parco stabile in tutta Italia. La Inca viene a Chatanus assicciata un lavoro spiazzate, perché proprio tu vedi il bosco che cambia. È una sensazione quasi surreale. Noi si vede di venire al bosco proprio perché sentiamo la necessità di avere un cambiamento. La tecnologia la prima anche no, perché sono i tablet, non tu puoi fare di manco. E vi decido di venire qui e di viersi il parco, il giardino, anche che attraente, proprio per spiegare ai frutti, ai grani, a chi hanno un po' di invivi che robe biele così, che è al catri, oltre alla tecnologia, oltre agli sissierasti e chiase. E così vi pensate che all'era proprio te biele, per conoscere la natura e permetti anche alla gente che non ha queste possibilità di vedere c'è che è il bosco, c'è che è la natura, senti proprio perché il bosco di Newton cambia. E tu senti i rumori, tu nasi anche dagli odori che sono diversi dalla giornata, no? Da quando è il sorelli. L'usura dalla luna ti regala proprio dalle esperienze, dalle sensazioni quasi di magia. È una roba incantevole. E dunque, anche per questo motivo lo vi fatto, proprio a nos plas che la gente viene a sentire quel che viene intuito no.